Benvenuto allo studio del venerdì. Una nuova vita in Cristo ci fa assaporare la potenza di Dio nel cambiare noi stessi, oltre a ridefinire ciò che è intorno a noi. Questo potrebbe essere lo spot iniziale, le benedizioni di Dio in una casa, nella famiglia e nelle relazioni. Siamo consapevoli di essere stati raggiunti e coinvolti dalla potenza di Dio? C'è potenza di Dio nelle nostre vite? A volte si percepisce una forma di rinuncia alla sua potenza, che farebbe delle nostre vite qualcosa di, renderebbe le nostre vite qualcosa di diverso. Colossesi capitolo 1, tanto per ripartire un po' indietro, l'Apostolo Paolo al capitolo 1, versetto 11, dirà: fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo per questa potenza gloriosa, Signore, della quale ci hai fatto partecipi nella grazia del Signore Gesù. E questa potenza, Signore, è necessaria per fare il duro lavoro su noi stessi, per cambiare, per trasformarci, per crescere, per assomigliare sempre di più a Te, come anche, Signore, influenzare ciò che ci circonda, ciò che fa parte della nostra vita, la nostra casa, i nostri affetti, Signore. Così donaci questa sera questa sensibilità nuova nel momento in cui Cristo entra nelle nostre case. Cristo entra nelle nostre case quando incominciamo a parlare di Lui dentro le nostre case, incominciamo a comportarci come Lui vuole. E allora, se Gesù è entrato nelle nostre case, Signore, insegnaci dalla Tua parola a crescere e a coltivare relazioni sempre più autentiche, reali, efficaci, che possono in qualche modo contribuire a dare luce, Signore, intorno a noi. Signore, ti affidiamo questo tempo, ti benediciamo, Signore, per ciò che la parola ci rivela questa sera e ti siamo riconoscenti nel nome del Signore Gesù. Amen. È una gloriosa potenza che nasce dalla resurrezione di Cristo. Infatti è scritto: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo si è seduto alla destra di Dio. Noi crediamo nella centralità della croce perché lì avviene storicamente e teologicamente quello scambio necessario nel quale Gesù offre la sua giustizia in cambio di prendere su di sé il nostro peccato. E la fase successiva è che la sua resurrezione ci lascia appropriare della sua gloriosa potenza per attuare cambiamenti radicali nella nostra vita affinché portino gloria a Dio stesso. Il pensiero che l'Apostolo Paolo introduce al capitolo 3 della lettera ai Colossesi, che ci consentirà questa sera anche di finire di commentarlo, è quello di fornire gli strumenti per vivere delle vite straordinarie guardando in alto. Capitolo 3, versetto 1: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, questo è il punto di partenza, il requisito principale. Quindi, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate, vedete, c'è questo impegno, c'è questa responsabilità, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Possiamo dire chiamati da Dio a guardare in alto, guardare allo scopo che Dio ha voluto realizzare in Cristo. Siamo ai giorni del Natale, siamo ai giorni in cui si ricorda la nascita di Cristo, dato da Dio agli uomini affinché fossero, guardando al passato
e siano, guardando al presente, messi nella condizione di guardare in alto, guardare in modo diverso, guardare per costruire nuove relazioni basate su un'alleanza che si nutre dall'alto. Nel guardare in alto prendiamo fiducia in noi stessi e ricordiamo con fiducia che Cristo regna non solo nei nostri cuori, quanto su tutto ciò che vive. Egli regna anche sui suoi e nostri nemici, e dato che siamo amici di Cristo, definiti anche suoi fratelli, oltre che figli di Dio, allora questa novità di vita porta anche calma nelle nostre angosce. Le nostre vite ordinarie su questa terra, ma anche straordinarie. E forse la domanda per questa sera potrebbe essere la seguente: come possiamo trasformare il nostro ordinario in straordinario? Proprio nella qualità di vita, potendo nutrirla e farla diventare un'esperienza entusiasmante nelle scelte da compiere ogni giorno. Prima di parlare questa sera delle relazioni che dobbiamo nutrire nell'ambito della famiglia, è necessario che altro abiti in noi stessi. Infatti è scritto al capitolo 3, versetto 16, la parola di Cristo, dirà Paolo, abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Lasciare abitare la parola. Possiamo renderla così familiare che essa può attivare tutte le trasformazioni necessarie per prepararci alla vita, anzi che non solo abiti, quindi dimori continuamente, ma che sia abbondante, dirà l'Apostolo, per attuare dei continui cambiamenti che ci indirizzano alla lode. Quante volte, avendo un pensiero in testa della parola, è tornato alla nostra mente e ci ha permesso di fare delle scelte o di assumere dei comportamenti. Quindi questa parola che abita è una parola che in un certo senso dà direzione, orientamento alla nostra vita. Un ottimo test per vedere dove ci troviamo nella relazione con Dio, e questo lo possiamo fare subito, questo test. Faccio un esempio, se non ci sono impulsi, dato che questa sera abbiamo anche un elettricista con noi, parlando in termini elettrici, non c'è segnale. Quando non funziona qualcosa, andiamo con il tester a cercare l'assenza o la presenza del segnale, oppure dove questo segnale si è interrotto. Solo quando questa parola di Cristo abita abbondantemente e da essa siamo ammaestrati, esortati, allora essa produce dei buoni effetti che ci spingono all'adorazione cantando di cuore a Dio. Quindi l'adorazione è il risultato di una relazione. Non possiamo adorare il Signore se non c'è questa relazione, non c'è qualcuno che abiti e coordini le nostre vite. Ora l'Apostolo sposta l'attenzione alla casa. Immaginate che apri virtualmente la porta, il portone di una casa, quella vostra è quasi pronta, dovrebbe essere quasi pronta, quindi il portone, e ci lascia vedere quello che c'è dentro. Nella vostra i mobili forse non ci saranno ancora, però Paolo invece ci farà vedere qualcosa di completo. Ci sono delle persone, ci sono degli arredamenti, c'è tutto quello che serve. Quindi l'Apostolo sposta l'attenzione alla casa, come se volesse aprire questa porta e lasciarci entrare. E allora, ritornando al pensiero che abbiamo già letto, capitolo 3, versetto 17, qualunque cosa facciate, entrando per quella porta, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Abbiamo una relazione da costruire in parole e azioni
che ci coinvolge pienamente in tutto ciò che è intorno a noi. La fede e la nuova alleanza con Cristo integra il tutto di Dio, tutto quello che gli appartiene e soprattutto diventa un'occasione per rendergli un culto. Il tema della gratitudine dovrebbe far parte della nostra vita. La mancanza di gratitudine, ecco, questo è un altro sintomo, possiamo dire. Quanta gratitudine c'è nella nostra quotidianità? Perché a volte la mancanza di gratitudine ci spinge molto a guardare solo ai nostri bisogni. E questo è un ulteriore test per vedere e per vagliare la nostra relazione con Dio. Ora però esaminiamo il testo oggetto della riflessione di questa sera, che ci consente di entrare in un'abitazione romana, un'abitazione che chiaramente Paolo avrà visto tante volte, e quindi leggiamo dalla parola del Signore, capitolo 3, versetto 18, fino al versetto 1 del capitolo 4. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Immaginate che Paolo stia parlando a tutti i componenti di questo nucleo familiare. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli, affinché non si scoraggino. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciatela, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che vi siano favoritismi. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Fin qui la parola del Signore. Possiamo subito dirci questa sera, osservando anche ciò che ci circonda, che è un dato di fatto la difficoltà di andare d'accordo. Possiamo dircelo? È facile andare sempre d'accordo, Gabriel? Non sempre. Bisogna essere reali. E allora, se non possiamo andare d'accordo, proviamo a vedere quali soluzioni possiamo mettere in campo per imparare ad andare d'accordo. Se in tutta la lettera abbiamo visto le grandi cose che Cristo ha fatto alla croce, quindi adesso torniamo indietro un po' ai capitoli precedenti, la pienezza in Cristo, la realizzazione del proposito di Dio, quindi tutto quello che ha fatto alla croce, riconciliando a sé tutte le cose, quindi quello che abbiamo ascoltato ha una dimensione grande se ha riconciliato tutte le cose, direi anche cosmica, perché tutta la creazione sarà rinnovata da quel sacrificio. Ora l'Apostolo si concentra di una minuscola realtà, piccola, entrando nella vita domestica e quindi in qualche modo entrando anche nelle nostre vite, nella tua vita, nella mia vita domestica. E proprio nella brevità dei concetti, vedete, non ci sono tante frasi, sono pochissimi versetti, tutti molto schematici. C'è l'inizio della frase e poi c'è il punto, quindi molto definiti, quindi non c'è molto da leggere, però come possiamo dire, è tutto molto concentrato. È proprio nella brevità dei concetti che vuole riordinare la famiglia, proprio per dirci che lì è il primo contesto che ha bisogno di cure, particolari attenzioni, perché è sottoposto alle conseguenze del peccato, bisogna essere onesti. Ecco perché le nostre relazioni faticano, perché abbiamo ereditato le conseguenze del peccato. La famiglia può essere il peggior luogo
dove si può vivere nel caos, nell'oscurità, nel dolore e persino, pensate, praticando la violenza o la malvagità. Non basta solo essere un luogo per noi stessi o per rifugiarci. A volte la famiglia è un posto di rifugio, ma piuttosto Paolo ci fa vedere la famiglia come un posto dove si deve lavorare, si deve fare qualcosa, si devono attivare le trasformazioni. Prima di parlare di mogli, di mariti, di figli, di padri, di padroni e schiavi, pensate, in pochi versetti ci sono tutte queste figure, bisogna dire che l'Apostolo introduce virtualmente in quella casa una nuova persona, un nuovo leader, introduce Cristo. Questa è la novità, al quale tutti devono far riferimento e sottomettersi. Adesso torniamo indietro nel tempo, ai tempi di Paolo, ai tempi di Roma, e forse le famiglie erano un po' diverse dalle nostre. È un concetto nuovo e rivoluzionario quello che l'Apostolo introduce. Se Cristo è lì, se lo Spirito Santo agisce nella casa, significa che anche il modo di comportarsi all'interno di questa casa dovrà cambiare. Qualunque cosa facciate, vi ricordate, capitolo 3, in parole, in opere, fate ogni cosa nel nome di Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. È una preoccupazione che l'Apostolo ha nei confronti di quelle categorie ritenute e considerate di un livello sociale inferiore. Questo è, almeno in quella cultura, che definiva il capofamiglia come colui che poteva impartire in modo dispotico ogni decisione e in modo irrevocabile, senza confronto, senza dibattito. E la figura, l'abbiamo visto anche nell'introduzione, del pater familias, al quale erano accentrati tutti i poteri sulla moglie, sui figli, sui servi. Tutto era di proprietà del capo famiglia. Quindi Paolo sta parlando a questo tipo di nucleo familiare, così caratterizzato, dove c'era un padre, possiamo dire, padrone. L'Apostolo scrive perché ci sia invece una ripartizione dell'onore che il marito avrebbe dovuto invece riservare alla propria moglie nella nuova casa, ove anche Cristo abita, del padre verso i propri figli, del padrone nei confronti dei propri servi. Un modo per togliere all'uomo, che rivestiva vari ruoli di marito, di padre, di padrone, uno sproporzionato, questo è il senso, togliere quello sproporzionato autoritarismo che lo caratterizzava e che lo rendeva anche spietato. Piuttosto inserire il concetto della reciprocità, che avrebbe ridefinite le varie relazioni. Quindi partendo da un principio generale, quello espresso in Galati capitolo 3, versetto 28, non c'è qui, dirà Paolo, né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo, per arrivare però ad una nuova e rinnovata umanità che in Cristo si sarebbe costituita. L'Apostolo scrive ciò che vede e ridefinisce ciò che vede non in termini soggettivi oppure autoreferenziali, come dire questo è il mio punto di vista, piuttosto apportando una teologia delle nuove relazioni in Cristo. La sottomissione della moglie al marito si allinea non a una sudditanza, come era previsto in quel modello familiare, o inferiorità, quanto al principio di sottoporsi agli interessi degli altri. Questa è la sottomissione. È fondamentalmente ascoltare anche gli altri, far parte, interessarsi alla vita degli altri. La sottomissione è anche ascolto, lasciar spazio di parlare, esprimersi, quindi vivere in un contesto di pluralità, offrendo il proprio contributo e partecipando alla vita pubblica. Quindi cosa fa Paolo? È come quando prendiamo il mixer, no? Equalizza, ritira su tutto ciò che era stato schiacciato, fondamentalmente, e lo riporta a quel livello dignitoso
creazionale. Filippesi 2, capitolo 2, versetto 3. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà, guardate, stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Subentra il rispetto reciproco nella relazione che nel modello di quel tempo non era contemplato o quantomeno era innovativo per quella cultura. Quindi l'Apostolo propone un messaggio innovativo che avrebbe creato una nuova struttura sociale. Si potrebbe tradurre: mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, con mogli sostenete e comprendete i vostri mariti. Si sceglie di riconoscere da una parte un ordine divino nel momento in cui il marito prende la responsabilità di essere una guida nella quale la moglie può esercitare la sottomissione. Quindi da una situazione dispotica, quella che Paolo osservava, ad una volontaria nella quale marito e moglie gestiscono il loro ruolo in modo diverso, direi caratterizzato dalla presenza di quell'ospite speciale che la famiglia cristiana avrebbe portato, Cristo stesso. Ci si pone sotto la guida dell'altro, guardate qual è il parallelo, o la tensione, o la relazione. Ci si sottopone sotto la guida dell'altro a condizione che l'altro sia una guida. È un gioco di parole, però è così. Quindi se da una parte c'è l'interesse a sottomettersi, dall'altra però bisogna fare il proprio dovere. E questo è difficile, perché noi siamo portati a delegare. Da una situazione dispotica, quella che Paolo osservava, ad una volontaria, nella quale marito e moglie gestiscono il loro ruolo in modo diverso, direi caratterizzato dalla presenza di Cristo. Ci si pone sotto la guida dell'altro, come abbiamo detto prima, a condizione che l'altro sia una guida. Significa che quella guida deve essere non assoluta, ma al servizio degli altri, come Cristo lo ha fatto nei confronti della sua Chiesa, che l'ha amata in modo sacrificale. Non si tratta né di un obbligo, neanche di un fattore culturale, quando un nuovo modello di tutti coloro che abitano la casa. Versetto 19: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Pensate quanto sia rivoluzionario questo comandamento di un capofamiglia di quel tempo. L'ordine si mantiene con la forza, sapete? Questo era il principio. L'ordine si mantiene con la forza e fare riferimento all'amore ci apre ad una debolezza. Quindi vedete come il messaggio del Vangelo è controculturale, è innovativo, è nuovo. È un codice che indebolisce il modello di famiglia. Nel mondo antico i codici erano diversi, la parola amore si traduce in agapao ed è un tipo di amore sacrificale che si dona, il cui modello, esempio, è Cristo stesso. Efesini 5,25 ce lo dice, lì in quella lettera Paolo esprime qualcosa in più, che qui non c'è, ma non c'è perché probabilmente, anzi sicuramente, le 3 lettere erano lettere conosciute. Colossesi, Filemone, Efesini. Mariti, amate le vostre mogli, qui c'è il parametro, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Amare come Cristo non è facile, ma nello stesso tempo siamo stati già amati da Dio, che ci ha costituiti nella grazia suo popolo, e quindi credo sia più facile direzionare quell'amore che abbiamo ricevuto da Dio anche nelle nostre relazioni. Cioè abbiamo visto qualcosa di nuovo, siamo stati amati per primo da Dio e in una maniera totale, integrale, e credo che questo modello ci aiuti anche a coltivare un amore verso gli altri. Perché i mariti devono amare? O meglio possiamo dire, come mai l'Apostolo dice ai mariti di amare le proprie mogli
e a queste ultime di sottomettersi ai loro mariti, proprio perché l'uomo è incline ad abusare del ruolo di leader e la donna facilmente si presta ad essere irritabile, suscettibile a stare sotto la guida del marito. Quello che è certo è che l'Apostolo cerca di riorientare i comportamenti in modo da apportare miglioramenti in famiglia. Non vi inasprite contro le vostre mogli, e dato che diamo per assodato che non ci deve essere nessuna violenza, possiamo anche aggiungere che le nostre parole nei loro confronti non siano amare. A volte nella relazione marito-moglie ci sono parole amare e le parole amare non fanno mai bene. Parole acide. Inasprirsi significa proprio rendere amare, quindi rendere amare le parole. In quel contesto significa anche ridimensionare e ammorbidire il parlare del capofamiglia nell'ambito della sua casa, in modo da favorire una interazione più efficace e calorosa con tutti i membri, mogli, figli, servi, far emergere le categorie più deboli. Questo era il senso. Non c'è più uno che fa tutto, decide tutto, parla da solo, dà ordini, ma tutti contribuiscono a far crescere questa relazione nell'ambito della famiglia. Vedete che cosa ha portato Cristo dentro questa casa? Tutti possono dire qualcosa, contribuire, ma c'è un ordine, non c'è anarchia. I ruoli non vengono abbattuti, i figli rimangono figli, le mogli rimangono le mogli, i mariti rimangono i mariti, i padri rimangono padri, però c'è questa ricchezza che viene dalla pluralità. Dove l'abbiamo vista questa ricchezza relazionale? Proprio quando Dio ha creato l'uomo. Perché quando ha creato dal nulla, dal caos, quando ha messo ordine, quando ha creato, ha distribuito gli astri, eccetera, eccetera, ma quando è arrivato all'uomo, lui ha detto facciamo. Avrebbe potuto dire faccio e invece dice facciamo. Quindi la Trinità interagisce, dialoga per definire chi siamo noi oggi. E lo stesso è il modello che Paolo vuole portare nella casa. Una relazione autentica dove tutti hanno lo spazio della parola. Possiamo dire così? Che tutti abbiano uno spazio per la parola. E quando parlo di parola, parlo proprio di questa, quella che esce dalla nostra bocca. Avere uno spazio di confronto. Una parola per i bambini e una parola per i figli. C'è anche questa parola per loro. Quanto contano le parole? Le nostre parole per loro contano tanto. Perché non solo possono definire dei limiti, questa cosa non si fa, parlando soprattutto dei più piccoli, ma possiamo anche metterli nella condizione di esistere e di accoglierli alla vita. Ecco perché parliamo, perché noi li accogliamo alla vita attraverso proprio la parola. Versetti 20 e 21. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. I bambini sono persone responsabili all'interno della comunità domestica e quindi sono pienamente integrati nella comunità più allargata. Figli, ubbidite. Possiamo notare come il parametro di Dio è sempre affiancato perché questo è gradito a Dio, non gradito al capofamiglia solo. Ma vedete che cosa è successo? Si è spostata l'autorità da una dimensione orizzontale ad una verticale. Padri, non irritateli affinché non si scoraggino. Comprendiamo come sia necessario costruire la famiglia lasciando che Dio sia partecipe per offrire ordine, ascolto, sottomissione, amore sacrificale. Spesso nella relazione genitoriale
I figli entrano in sfida con i propri genitori. Allora l'Apostolo introduce la novità di non irritarli. Non è facile evitare la sfida, l'irritazione, ma è necessario impegnarsi affinché questo non accada o comunque venga limitato. Lo scopo educativo è che i figli non si perdano d'animo. Questo è importante, che loro non arrestano il cammino della loro vita. Significa offrire a loro una speranza che nell'aprirsi sempre a relazioni possano superare i loro sbarramenti. Quante volte i nostri figli li abbiamo visti arrestati, fermi, bloccati da qualcosa. E cosa abbiamo fatto? O cosa possiamo fare? Andiamo da loro e possiamo dire: come posso aiutarti? Come stai? Ti vedo così. Loro ogni tanto hanno i loro sbarramenti, ma noi possiamo aiutarli con la parola, con le nostre relazioni. Avete mai visto uno sbarramento che spesso si crea a causa del maltempo con tronchi, pietre o altro su un fiume? A volte le relazioni sono caratterizzate da questi sbarramenti. L'Apostolo indirizza invece a risanare questi sbarramenti, consentendo per esempio ai figli di ripartire nel viaggio della vita. Ora, qualche definizione di sintesi. L'influenza che i genitori esercitano sulla vita dei propri figli è sintetizzata in una serie di affermazioni scritte da Dorothy Love Nolt e sono le seguenti. Se un bambino vive nella critica, impara a condannare. Sono tutte definizioni molto corte, quindi cerchiamo anche di ricordarle. Se un bambino vive nella critica, cioè sente l'ascolto, ascolta sempre le critiche, impara a condannare. Se un bambino vive nell'ostilità, impara ad aggredire. Se un bambino vive nel ridicolo, impara ad essere timido. Se un bambino vive nella vergogna, impara a sentirsi colpevole. Invece possiamo anche proporre affermazioni propositive. Se un bambino vive nella tolleranza, impara ad essere paziente. Se un bambino vive nell'incoraggiamento, impara ad avere fiducia. Se un bambino vive nella lode, impara ad apprezzare. Se un bambino vive nella lealtà, impara la giustizia. Se un bambino vive nella sicurezza, impara ad avere fede. Se un bambino vive nell'approvazione, impara ad accettarsi. Se un bambino vive nell'accettazione e nell'amicizia, impara a trovare l'amore nel mondo. La terza relazione a cui Paolo si rivolge ora è quella tra lo schiavo e il suo padrone. Come sappiamo c'è una lettera dedicata proprio a questa, è quella di Filemone. All'interno del nucleo familiare di quel tempo, più allargato di quello contemporaneo, esistevano non solo figli adulti, come accade oggi, a volte anche sposati, quanto anche i servi, domestici, schiavi. E così leggiamo il testo che ci porta verso la conclusione, versetti 22 fino al versetto 1 del capitolo 4. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto senza che vi siano favoritismi. Ai nostri giorni può essere utile applicare quanto abbiamo letto nella relazione tra datore di lavoro e lavoratore. Come possiamo tradurre il rapporto tra padroni e servi?
credo che possiamo portare questa immagine nei luoghi di lavoro. La Bibbia non è interessata, questo è da chiarire, a riconoscere la schiavitù. Anzi, è scritto che Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto, questo lo sappiamo, no? Facendoli uscire da quella condizione di schiavitù e offrire libertà. La schiavitù nella Bibbia è usata come termine anche per definire come l'uomo sia schiavo del proprio peccato e quindi incapace di vivere una relazione con Dio autentica, perché separato da Dio. Ma l'Apostolo, questo è straordinario, che l'Apostolo raccoglie e coglie quello che vede come un'opportunità propositiva. Sa cogliere e sa offrire anche indicazioni utili affinché anche in quei contesti si potesse onorare il Signore e soprattutto migliorare. Questa è la nostra sfida. Noi vogliamo e dobbiamo migliorare quello che c'è in noi e quello che c'è intorno a noi, migliorare le relazioni anche in condizioni come quelle sopra descritte. Servi, mettiamo insieme il versetto 22 e il versetto 1 del capitolo 4, servi ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore, e poi padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. C'è un modo cristiano di vivere anche nelle circostanze sopra descritte. La lettera scritta a Filemone spiega come bisogna trattare uno schiavo, un servo che rientra dopo una fuga nella casa del suo padrone. Trattarlo con gentilezza e perdono, riportando la relazione all'impostazione voluta da Dio. Il servo si confronta nel suo agire come se rendesse un servizio a Dio. Ecco l'elemento di novità. Paolo dice: a te che sei servo, non fare le cose solo quando ti vedono, ma fallo come se lo stessi facendo per il Signore. Ed è tutta un'altra musica, ed è tutto un altro tono. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore. Paolo inserisce l'elemento di novità, direi un elemento positivo. Lo schiavo è benedetto da Dio se adempie ai propri doveri. E questa è una grande consolazione, soprattutto in quei tempi. Era benedetto da Dio nei propri doveri. Padroni, date però ai vostri servi, introduce il concetto di equità e di giustizia per evitare che il capofamiglia abusasse con loro o di loro. Dio giudica chi maltratta ingiustamente e questo è anche un appello affinché ci sia equità nel mondo del lavoro e non si favorisca lo sfruttamento e l'oppressione. Sia gli schiavi, quindi i servi, e sia i padroni sono esseri spirituali perché, come abbiamo detto, l'Apostolo integra nella famiglia la presenza di Dio per i cristiani del primo secolo, che avrebbe dovuto ridefinire le relazioni all'interno della casa. Il padrone non ha più il valore assoluto, aveva perfino il diritto di vita o di morte di coloro che erano in casa, pensate, in situazioni estreme. Quindi il padrone non ha un valore assoluto, ma il padrone ha un padrone nel cielo e così si abbassa il livello. Lui sì che è assoluto, quello nel cielo. Questo per limitare l'onnipotenza e il delirio di onnipotenza. Lo schiavo invece si muove e si comporta in modo da fornire il proprio servizio pratico sapendo che avrà una ricompensa, una liquidazione da un Dio che gli offre la sua ricompensa, anche quando non l'avrebbe ricevuta dal suo padrone. Qualora non fosse possibile riceverle dal proprio padrone, potevano nutrire una speranza di essere sotto lo sguardo di Dio. Le categorie più deboli sono sempre alle attenzioni di Dio. Avere un padrone nel cielo
limita ogni forma di delirio. L'Apostolo è attento anche a questo affinché anche in certe strutture sociali che prevedono la schiavitù ci sia la possibilità di regolamentarle alla luce del Vangelo. La sincerità è richiesta ai servi, affiancata al timore del Signore, agire bene anche quando non erano sotto lo sguardo diretto del padrone. Ai padroni invece equità e giustizia, proprio perché Dio agirà per risanare ogni forma di ingiustizia. Quello che impariamo da questa sezione della lettura di Colossesi, che Dio non elimina il potere, ma lo riordina e lo pone sotto la sua autorità e controllo, affinché siano tutti al suo servizio, tra servi leali e padroni giusti, tra padri che non irritano i loro figli e tra figli che ubbidiscono ai loro genitori, tra mariti che amano e guidano la famiglia e mogli che riconoscono la loro autorità e la favoriscono. Insomma, mi sembra un mondo molto più ordinato di quello di adesso o di quello di allora. Ed è un mondo, possiamo dire, dove si dà valore alla parola, alle relazioni e soprattutto si dà il valore all'alterità, cioè al non io. È come dire questa sera ascolto Anita, ascolto Giovanni, ascolto Gianni, ascolto Carla, ascolto Gabriel. E questa alterità, il non io, limita la nostra onnipotenza e il nostro delirio. Prima Corinzi 8, 6 e concludiamo. Tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui. È un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Noi siamo, noi esistiamo, noi abbiamo un valore per Dio. Quello che noi siamo, la nostra esistenza, il nostro essere, quello che noi possiamo realizzare ha senso se si fonda in colui che ha ridefinito le relazioni, in modo tale che esse siano caratterizzate da una migliore espressione della nostra umanità, quella primordiale, quella che Dio aveva realizzato all'interno di un giardino e che il peccato ha fatto morire. Viviamo per Lui, perché noi siamo con Lui. Ecco perché Paolo ha fatto entrare Cristo virtualmente dentro quella casa. Viviamo per Lui perché noi siamo con Lui. Il Signore vi benedica.